Il personale sanitario comunque è sempre più esposto, chiede maggiore attenzione, a che punto siamo? Ma allora, il problema delle aggressioni è un problema noto, un problema su cui un po' a livello nazionale, anche a livello regionale, insomma, se ne sta occupando, che va condannato senza se, senza ma, e quindi anche l'inasprimento delle pene, tutto il resto, insomma, va in questa direzione. È chiaro che noi dobbiamo dotare i nostri pronto soccorsi principalmente sempre più di sistemi di protezione. Dopodiché dobbiamo fare un grande lavoro, io credo anche culturale, rispetto alla cittadinanza, rispetto a oggi, insomma, a un clima non sempre tranquillo che noi respiriamo all'interno dei nostri pronto soccorso, perché se abbiamo in mente l'aggressione legata chiaramente a un episodio, insomma, di un malato psichico, quindi persone, insomma, note che seguono percorsi anche di salute mentale, sappiamo che molte volte le aggressioni verbali sono molto più forti e molto più silenti di altre aggressioni, quindi noi dobbiamo combatterle tutte.